5 Stelle Sardegna presenta Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei e le racconterò per volare in paradisi che non ho. E non è facile restare senza più fate da rapire, e non è facile giocare se tu manchi. Aria com'è dolce nell'aria, scivolare. Siamo sempre qui, siamo in Trentino, siamo ancora ad Arco. Avete visto anche nella scorsa puntata, si è parlato dei castelli, si è parlato di tante cose, ma oggi, Andrea, è il momento anche dello spettacolo. Fra un po' andremo a vedere altre immagini dello spettacolo che si è tenuto al castello. Buonasera a tutti, benvenuti al Castello di Arco. È una serata importante per l'amministrazione comunale di Arco perché mettiamo insieme in una manifestazione culturale un luogo molto caro alla città, che è questo castello sulla Rocca, è un luogo suggestivo, e la musica di un grande artista e del gruppo che lo accompagna, che viene dalla Sardegna. È appunto un'occasione importante e particolare, insomma. Abbiamo già conosciuto Andrea Poddighe in un altro concerto che ha tenuto a Palazzo dei Panni, qua ad Arco, ed è stata una vera sorpresa, un'importante e bella sorpresa. C'è stata proprio anche un rapporto d'amicizia, insomma, che lega ormai questa città ad Andrea Poddighe e tramite lui, insomma, alla terra di Sardegna. La cultura della terra di Sardegna è la cultura di un uomo che ha fatto della musica e della sua interpretazione, insomma, una vera arte. Credo sarà una bella serata per tutti, auguro a tutti un buon divertimento e lascio la parola a Massimiliano Floriani dell'Associazione Il Verso Libero, che con noi ha organizzato la serata. Vi ringrazio per essere venuti, come dicevo, ma ringrazio soprattutto agli artisti sardi di essere qui, perché, come diceva Ruggero, quando sono stati qui a febbraio noi abbiamo avuto il piacere di conoscere Andrea Poddighe, una persona che con la sua musica, con la sua arte può condividere molto con il Trentino, anche se è da una terra lontana come la Sardegna. Lo può condividere nei sogni e nell'anima, cose che si vedono trasparire nettamente dalle proprie canzoni. Credo che il tutto condito con una voce straordinaria, con quella che sentirete, e dalle voci straordinarie dei suoi collaboratori, cantanti che vedrete stasera, possano dare alla fine un concerto veramente notevole, del quale vale la pena salire fino qui in cima al castello. Ringrazio l'Assolato della Cultura, come dicevo, ringrazio il Bar Caffè Conti d'Arco che ci ha dato una mano per questo concerto, e a tutti voi auguro una buona serata. Dimenticavo di presentarvi anche chi accompagnerà Andrea Poddighe, scusate, Paul De Santi, Maria Grazia Toschipilo e il figlio di Andrea Poddighe, Alan Poddighe. Buona serata ancora. I miei pensieri, stremati ormai, si abbandonano a un dolce sogno, insieme a noi, da soli noi. Sento ancora forte il tuo profumo sulla pelle, il tuo corpo con il mio, il fuoco che si accende. Tu, intanto, dove sei? Cosa fai? Ma tu resta con me.
Grazie, buonasera a tutti. A te che ti è piaciuto, a parte vabbè, gli spettacoli, la gente, che ti è piaciuto del Trentino, comunque di questa zona? Beh, a me piace tutto, mi piace il panorama, mi piace il territorio e mi piace la cucina trentina, mi piace tanto. La cucina, a proposito di cucina, ma sai che io, mentre tu magari eri in giro a organizzarti i concerti, io sono andato a scoprire un po' di cosettine. Tu sai qual è uno dei piatti tipici, per esempio, di questa zona? Certo che lo so, sono gli strozzapretti. Si dice strangolapretti. Ma scusa, ma non si diceva strangolapretti? Ma sono proprio strangolapretti. Strangolapretti. Siamo in compagnia di Fabrizio Beltrami, che è lo chef poi del ristorante Alfio. Intanto ciao, ben trovato Fabrizio. Buonasera. Ma quando si parla poi di gastronomia del Trentino, qual è il primo piatto che ti viene in mente o che tu proporresti ai turisti? E beh, chiaramente gli strangolapretti alla trentina, che sono il nostro piatto tipico. Intanto andiamo a spiegare cosa sono gli strangolapretti e poi quali saranno anche gli ingredienti che useremo, perché qui oggi cucineremo. Beh, molto semplicemente gli strangolapretti sono, diciamo, degli gnocchi fatti praticamente col pane raffermo e gli spinaci. Praticamente si prende il pane che tutti noi abbiamo a casa, viene messo in ammollo con il latte, lasciato qualche ora in ammollo, dopo ci si aggiunge il parmigiano, le uova e intanto a parte si fanno cuocere degli spinaci che verranno poi successivamente insaporiti con l'aglio, la cipolla, della salvia e del rosmarino. Tutto questo dopo viene amalgamato insieme e tritato finemente. Allora andiamo subito sui fornelli, perché signori da questo momento conosceremo meglio gli strangolapretti. Allora adesso vediamo il nostro chef Fabrizio in fase di cottura degli strangolapretti trentini. Verranno messi nell'acqua bollente, l'acqua deve essere molto ma molto calda e con un filo di olio per non far attaccare questi gnocchi. Verranno mescolati, verranno cotti a puntino fino a quando lo stesso gnocco non verrà a galla. La fase successiva è quella della preparazione del burro fuso e la salvia. Lo chef prende il burro fuso e lo porta in padella insieme alla salvia e al rosmarino. Verrà fatto così un soufflé di burro che dopo verrà versato sul piatto finito degli strangolapretti. Ecco, gli strangolapretti sono venuti a galla, perciò sono pronti per essere messi sul piatto. Il nostro chef in questo momento li sta prendendo, li posiziona sul piatto per la fase successiva, che è quella del burro fuso e la salvia. Il nostro chef sta mettendo del parmigiano reggiano sugli gnocchi, per poi prendere il burro fuso e la salvia, come potete vedere, e farlo soffriggere tutto insieme. Ed ecco la conclusione del piatto degli strangolapretti alla trentina. We gon' make tasty your mind.